Baggio mi hanno invitato a partecipare a quest'anno con il nostro contributo a questa rassegna che raccoglie 10 anni. I dati sul Veneto l'abbiamo fatta tutti molto volentieri, soprattutto per la qualità che anche oggi tutti voi avrete potuto constatare del lavoro svolto. Anche perché noi di Sovre abbiamo una convinzione che i numeri, se si sanno leggere, vedere, analizzare, approfondire, ti raccontano tante cose e quindi sono fondamentali proprio anche per ripartire con lo sviluppo di questo paese, in particolare nel settore del turismo. Io credo che la cosa più interessante è che attraverso quel progetto che ho ascoltato anch'io per la prima volta, però si riescono a far confluire una serie di informazioni fondamentali proprio per poter fare della politica del turismo, perché come vedremo dopo confermo un dato con il quale è partito il vicepresidente Zorato: il turismo è ancora oggi quello, tra le varie industrie, lo chiamiamo industria anche se è di servizi, quella che sta tenendo di più nei nostri territori. Quindi è fondamentale partire da quella e anche da altre cose che naturalmente fanno parte della storia del Veneto. Vorrei dire, visto che inizio veneziano, della